Siamo qua al Parco Gioieni di Catania, uno dei pochi polmoni verdi della città. Andiamo, percorriamolo, vediamo cosa troviamo. Panchine. Qui si può vedere la città, il mare in orizzonte, all'orizzonte vediamo il mare e una parte della città. Andiamo più avanti seguendo il percorso. Siamo all'ingresso. Percorreremo insieme il sentiero che porta allo spiazzale principale, dove da lì potremo vedere tutta la città. Proseguiamo appunto nel sentiero. Si possono incontrare anche animali, quale il gatto. Ciao gatto. Proseguiamo. Su questa strada di Combasole. Alberi di varie forme, c'è una folta vegetazione. Alberi di ulivi. Una fontana, si trova anche una fontana nel nostro percorso. Stiamo quasi per arrivare in fondo alla piazza. Ci sono vari ingressi in questo parco Gioieni. Il nostro obiettivo è arrivare lì, dove ci sono i capitelli, quei pilastri antichi. Nel frattempo possiamo notare alcune sculture moderne. Andiamo a leggere qua. Attraverso l'infinito d'amore colmo. Una mano, una lingua che esce da una bocca.
Qui ci sono i capitelli, le colonne, scusate, meglio definirle colonne, le colonne. Abbiamo visto le colonne, sottostanti la piazza. E da qui si può osservare interamente la città dal punto in cui una volta esisteva appunto anche il ponte Gioeni. Da qui si può vedere la città in tutto il suo movimento, in particolar modo possiamo vedere la via Etnea, strada molto importante in questa città, la strada che appunto collega la parte finale della città fino a Piazza Duomo, da qua si può vedere anche il mare. Ecco il caos cittadino, una città abbastanza movimentata, Catania, una città che non si ferma mai, con tanti problemi, prova sempre avanti. Notare la bella scalinata, ci sono palazzi antichi, palazzi nuovi, palazzi brutti.